Arriviamo a Portoviro e come sempre Arriviamo. Portoviro ci stupisce con effetti speciali. Siamo con Raffaele detto Lello che ci presenta questa sua passione, tra le altre passioni che ha, dei trenini. Ci spiega un pochino cos'è questo progetto, quanto tempo ci ha messo? A me ci ha messo una decina d'anni Ah sì, a completarlo. Diciamo, ho iniziato perché è tutto una questione di fantasia, non è un progetto realizzato da qualcosa, insomma, è tutto un po' alla fantasia, insomma, diciamo, come vedevo una qualcosa, no, tra l'altro un paesaggio, è anche a 2 piani, a 3 piani, tre quant'è? piani. Dopo lo facciamo vedere, Sì. proviamo a seguire un pochino. Sono stato in Sicilia, ho visto il tempio di Agrigento e ho ripreso il tempio di Agrigento. Insomma. Ah, quindi sarebbe in scala più o meno i suoi viaggi. Ma sì, più o meno anche alcuni materiali sono materiali, insomma, che provengono da... No, tra l'altro fuori onda prima si parlava un po' della sua vita avventurosa, nasce a Campobasso, vive a Napoli, poi in Belgio, poi in Croazia, poi dopo io pensavo per amore, invece per lavoro è venuto qua sul Delta e poi c'è questa passione qua, caspita, ma non solo, poi fa anche modellini di navi, lei è imbarcato tra l'altro. Sì. Proviamo a seguire. Sì, diciamo, questo è un tempio, c'è una stazione, c'è un lago. Ma serve di fantasia oppure Sempre segue di fantasia. fedelmente, non No, so, no, la tutto di la fantasia. geografia? Tutto di fantasia, là c'è un pub a luci rosse, un pub qua c'è Qua c'è un ponte alla ponte Eiffel. una fabbrica, una fonderia, diciamo tutta una fonderia. C'è tutto là, c'è tutta una zona, diciamo, di una festa, un party con girarrosto e roba varia. Ma dopo si può mettere in moto? Sì, sì. Ah, beh, perfetto, Poi facciamo noi. ci sono anche le luci, tutto. Ma che meraviglia! Diciamo, Qua c'è la montagna. qua c'è una montagna, là c'è un piccolo laghetto con una fabbrica di mattoni. E qua c'è una zona con una gru, una piccola cascata. Ma questi attrezzi qua si comprano o li ha fatti lei con? Qualcosa si compra, questo è comprato, ma la maggior parte l'ho fatto. Se la fa lei. Quindi cosa, cartapesta? E gesso. A gesso. Gesso. Mulini a vento. Magari è abitato anche nei Paesi Bassi. Ah sì, in Belgio, vero? In Belgio. Stavo sul confine. C'è una cosa. Un faro, una torre di guardia, una piccola parentesi. Ma già che ci siamo, possiamo anche vedere le navi? Sì. Ecco, Costruzione. qua siamo nel laboratorio dove fa le barche. Questa qua cos'è? Come si chiama un veliero così? Questo è l'Ambitex. Anche questo qua fatto completamente da lei, da te. Ci diamo del tu, del lei. Sì. Tutto fatto completamente. E fare una cosa così quanto tempo ci metti? Anche qua parliamo di anni. Di anni? Nel Baselle anche i cannoni sono fatti tutti di fusione. Diciamo. Ma la domanda è, cioè, tu ti metti qua, come fai a concepire una cosa che dura 10 anni a farla? Ci mette tanto tempo perché tutti i pezzettini vengono fatti a mano. No? E ti rilassa sta faccenda qua? Sì. Sì. Diciamo, mi rilassa tanto. Questo qua è un altro capolavoro, caspita. Queste sono qualcuna delle prime. Adesso, Diciamo che adesso c'è il riflesso, magari rende poco, però caspita, sono meravigliose. Ma adesso la passione dei trenini soppianta questo o viceversa? no, non pianta. Ah no, proprio in contemporanea. No, diciamo che adesso il trenino va un po' in disuso. Al massimo quello che farò delle piccole scene, diciamo più... Poi si vede che eri un ex
marinaio, si può dire, che hai tutti i nodi, sei capace di farli tutti sti nodi qua? E tutti io li ho fatti. Ah sì? Anche la vetrina ho fatta io. Ecco, Lello, come si entra in casa tua, si nota sta parete qua che è straordinaria. Queste qua sono opere d'arte che hai comprato tu a Mombasa. Mombasa, sì. Mombasa e Mogadiscio. Queste cose qua io non le avevo mai viste. La domanda poi è come hai fatto a portarle qua in Italia? Queste qua sono alte più di 2,50 m, quindi Non è stato facile. non è stato facile. Non è stato facile. Poi pesano, non sono leggeri. No, e tra l'altro le hai anche restaurate tu queste, quindi Sì. hai dovuto restaurarle e metterle a posto. Sì, perché col tempo si sono spaccate e quindi ho dovuto un po' ripristinare. Noi in 3 minuti non è che riusciamo a descrivere tutto, però adesso ci fai vedere in moto come si chiama l'impianto, come l'hai chiamato? Ha un nome di fantasia? L'Olanda. Lello Landello, no, perché io poi dico trenino, ma magari è molto riduttivo dire trenino.